I ristoratori ormai stanno contando i giorni, la buona notizia è arrivata, presto potranno riaprire i locali. Non è più possibile posticipare, spiega il presidente di Veneto Imprese Unite, non ci sono più risorse per andare avanti. Siamo quasi al 30% a livello regionale di chiusure. È un numero importante, è un 30%. numero importantissimo perché purtroppo era il numero che avevamo stimato e che speravamo di riuscire a scongiurare con molti interventi, l'avevamo già stimato l'anno scorso e purtroppo si è verificato. Un'eventuale posticipazione delle aperture renderebbe questo numero molto più vicino al 50%, perché molte stanno tirando avanti con l'ultima speranza dell'ultimo decreto imprese. Qualora non arrivasse in tempo o non fosse sostanzioso, tante altre aziende ci hanno già detto che sarebbero pronte a chiudere. Buone notizie sul fronte decreto sostegno bis, la maggior parte delle risorse sarà destinata ai ristori per imprese e partite IVA, ma non mancheranno altre misure economiche per garantire liquidità alle aziende. Il decreto, rinominato decreto imprese, si aggancia ad uno scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Rimarranno comunque più fondi a disposizione per le aziende. Si parla di circa 15 miliardi per l'iniezione diretta nelle aziende, quindi per altri sostegni e soprattutto, che è una cosa che chiedevamo ormai da mesi, ci saranno circa 10-15 miliardi per l'abbattimento dei costi fissi. In arrivo un'altra novità. Ulteriore forza dovrebbe essere data, e ce l'ha detto qui l'onorevole Villarosa, da un nuovo fondo garantito dallo Stato, da un nuovo prestito garantito dallo Stato, che questa volta si tratterà di circa 100.000 euro ad azienda, molto simile ai fondi di guerra, ai prestiti di guerra, attraverso il medio credito centrale ovviamente, di cui poi parte sarà a fondo perduto e il restante sarà ammortizzabile in 30 anni, quindi con una rata veramente irrisoria. In questa maniera si riesce a dare liquidità alle aziende anche per ripartire.